Dal 6 dicembre il Friuli Venezia Giulia riaccende gli impianti e le piste. Oltre 100 km di tracciati saranno disponibili nei comprensori di Piancavallo, Sappada, Fornia Voltri, Forin di Sopra, Sauris, Ravascletto, Zoncolana e Tarvisio, mentre Sella Nevea aprirà il 13 dicembre. Il primo weekend lungo dell'Immacolata prevede tariffe di bassa stagione e sconti del 30%, dove le piste aperte sono meno del 40%. Lo ski pass giornaliero per adulti nella stagione ha un costo di 44 euro. I bambini nati dal 2019 al 2023 sciano gratis, under 18 over 75 a 10 euro. Siamo i più convenienti di tutto l'arco alpino perché il pubblico fa la sua parte in maniera importante. L'inverno sulle montagne regionali si accompagna a un vero boom turistico. A ottobre le presenze superano già i 10 milioni, 2 mesi prima della chiusura dell'anno, con crescita di tutte le città, più 25% Gorizia, più 12,8% Pordenone, più 10,5% a Udine, più 9,1% a Trieste e una stagione estiva da record con circa 8 milioni di turisti, più 6%. Un po' tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia è contraddistinto dal segno più. La montagna, il mare, le città, soprattutto le città. Gorizia, quindi l'effetto di Go 2025 si è sentito davvero. Restando sulla neve, gli impianti principali saranno tutti attivi, dai tappeti e piste scuola alle seggiovie e al bob su rotaia. Le novità includono la seggiovia Gilberti e Sella Nevea, il relamping a LED della di Prampero a Tarvisio e servizi come powerbank e giochi interattivi in pista. C'è un dato su tutti che la lascia particolarmente soddisfatto? Ma sì, vi dico la sincera verità, quello relativo all'ultimo bando sugli alberghi 4 stelle, dalle 4 stelle in su. Abbiamo ricevuto 14 domande per investimenti privati di 100 milioni di euro e questo è un gran segnale che l'accoppiata istituzione e privato funziona.